13 furti in abitazione tra Friuli, Veneto e Lombardia, 2 predoni albanesi arrestati dai carabinieri, si cercano altri 2 complici, si spostavano a bordo di auto di grossa cilindrata rubate. Usano l'auto come ariete per entrare nell'azienda Orafa e mettere a segno un colpo da centinaia di migliaia di euro rubando bobine d'oro e d'argento, assalto a Cassola. Fu legittima difesa, la procura chiede l'archiviazione nei confronti del poliziotto che un anno fa a Verona sparò e uccise un giovane migrante che lo stava per aggredire con un coltello. Caos questa mattina in municipio a Cadoneghe, dove un giovane uomo in stato di alterazione è arrivato a minacciare di morte il sindaco. Mio padre era un operaio esperto, non so cosa possa essere capitato, spero venga fatta giustizia, parla il figlio del 47enne di Monselice che ha perso la vita ieri nel Rodigino. Resta grave la 17enne caduta da 6 metri ieri pomeriggio dopo essersi introdotta con un altro minorenne in uno stabile abbandonato all'Arsenale di Venezia, un'area in balia del degrado. Gli effetti e i rischi del cambiamento climatico sulle coltivazioni illustrati dal centro di sperimentazione irrigua voluto dalla Regione. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Predoni che assaltavano le ville, 4 persone accusate di 13 furti in abitazione tra Friuli, Veneto e Lombardia, risultato dell'indagine dei carabinieri di Pordenone che ha portato a 2 arresti e alla ricerca di altri 2 complici ancora in fuga. Un'auto sportiva bianca che sfreccia a tutta velocità dopo un furto in casa. È da questa immagine che è partita l'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 cittadini albanesi, accusati di furti in abitazione, ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. 2 di loro sono già stati raggiunti dal provvedimento, un 24enne già detenuto nel carcere di Lodi per altri furti e un 31enne domiciliari a Tradate, in provincia di Varese, poi trasferito nel carcere di Varese. Gli altri 2 complici invece sono ancora ricercati sul territorio nazionale. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, è nata dopo un furto avvenuto a San Vito al Tagliamento nel settembre del 2023. In quell'occasione alcuni testimoni avevano notato una Mercedes AMG bianca allontanarsi a forte velocità. Da quel dettaglio i militari hanno ricostruito il percorso dei malviventi, scoprendo che il gruppo, senza fissa dimora, si muoveva tra il nord-est e la Lombardia, utilizzando auto rubate e targhe contraffatte. Tra febbraio e marzo del 2023 la banda avrebbe messo a segno 13 furti in abitazione, 9 riusciti e 4 tentati, tra le province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. Raggiungeva zone residenziali, villette, ville isolate in orario pomeridiano e serale col primo buio. Lì l'autista rimaneva in macchina, in collegamento però con radio walkie-talkie con la squadra che scendeva a commettere i furti, che erano di solito gli altri 2 o 3 componenti del gruppo. In pochi secondi forzavano porte o finestre, portavano via denaro, gioielli, orologi, borse griffate e persino i salvadanai dei bambini. Ai 4 viene contestata anche la resistenza pubblico ufficiale per aver forzato un posto di blocco dei carabinieri a Crema e dato vita a una fuga ad alta velocità, mettendo in pericolo i militari e gli automobilisti di passaggio. Ladri in azione a Cassola, i malviventi hanno rubato catene d'oro e d'argento da un'azienda Orafa di via Camora. Ennesimo colpo a una ditta Orafa, i banditi hanno assaltato questa volta la Gianfranco Simonetto di via Camora a Cassola. Pare siano riusciti a sfondare un portone sul retro dello stabile con l'utilizzo di un'auto rubata per poi introdursi nel capannone e asportare bobine di catename d'oro e d'argento che si trovavano vicino ai macchinari. Ingente il bottino, anche se l'esatto valore è ancora in via di quantificazione. I malviventi sarebbero entrati in piena notte, avrebbero agito in poco tempo per poi riuscire a scappare attraverso i vicini campi. Potrebbero aver agito almeno in 4 persone ad aspettarli lontani dalla strada principale. Senza dubbio c'era un complice al volante di un'auto su cui si sono dileguati. A scoprire il furto il titolare Gianfranco Simonetto, che gestisce l'attività assieme al fratello Enzo. Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Bassano per risalire agli autori del furto. Non risulta indagato il 68enne che ha sparato contro i rapinatori entrati nella sua casa a Gragnano Polesine, ferendone uno. È ancora caccia aperta ai ladri.
Non è indagato il 68enne che ha sparato nella tarda serata di lunedì 3 novembre durante una tentata rapina nella sua abitazione a Grignano Polesine, frazione di Rovigo. La decisione arriva dalle disposizioni della nuova legge sulla legittima difesa. Dalle prime ricostruzioni della squadra mobile, una banda composta da 2 o 3 malviventi ha fatto irruzioni armate con il volto coperto nella casa dell'uomo. Nel corso dell'assalto, uno dei banditi è stato ferito da un colpo di pistola esploso dal proprietario di casa. La procura di Rovigo in una nota ha precisato che si procede al momento contro ignoti per il reato in ipotesi accusatoria di tentata rapina aggravata dall'uso delle armi, dal travisamento e dall'irruzione in un'abitazione privata. La polizia ha già ascoltato il proprietario dell'immobile e alcuni testimoni, mentre proseguono gli accertamenti sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. Secondo una prima ricostruzione, il 68enne avrebbe reagito distinto dopo essersi trovato faccia a faccia con i rapinatori, esplodendo forse più colpi di pistola. Uno dei malviventi sarebbe stato colpito e ferito, anche se al momento non risultano persone ricoverate con ferite d'arma da fuoco negli ospedali del territorio. Su questo fronte, la questura di Rovigo ha diramato un'allerta alle strutture sanitarie della provincia, nel tentativo di individuare il componente della banda rimasto ferito durante la fuga. Sulla questione è intervenuta anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un post su Facebook appoggiando il proprietario di casa. La difesa è sempre legittima. Queste le parole della Premier diffuse sui social. La procura chiede l'archiviazione nei confronti del poliziotto che poco più di un anno fa a Verona sparò e uccise un giovane migrante che lo stava per aggredire con un coltello. Punibile, si è trattato di un caso di difesa proporzionata all'offesa. Il procuratore di Verona Raffaele Tito non ha dubbi, lo sparo che uccise Moussa Diarra davanti alla stazione dei treni a Verona più di un anno fa fu esploso dall'agente della Polfer in una situazione di evidente pericolo per la sua vita. Di qui la richiesta di archiviazione nei confronti dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, indagato per l'omicidio del 26enne migrante maliano avvenuto la mattina del 20 ottobre 2024. Un caso che sollevò infinite polemiche, anche politiche, e che spinse pochi giorni dopo oltre 5.000 persone a scendere per le strade della città in un corteo chiedendo giustizia e verità. Manifestazione replicata pochi giorni fa in concomitanza con l'anniversario della tragedia. Dagli accertamenti degli inquirenti è emerso con evidenza che Diarra, che teneva nella mano destra un coltello da cucina con una lama seghettata di 11 centimetri, si era lanciato contro il poliziotto a una distanza molto ravvicinata. L'agente sparò 3 colpi, 2 ad altezza uomo, uno dei quali fatale. La procura ritiene che si sia trattato di una difesa senza alcun dubbio proporzionata all'offesa, sia per la attualità del pericolo che per la ingiustizia dell'offesa. E non può nemmeno affermarsi, continuano gli inquirenti, che l'agente si sia volontariamente posto in una situazione di pericolo. Resta inalterato per noi, conclude il procuratore Tito, il senso di dolore per la morte così drammatica di un giovane. Il perché infine egli abbia quel giorno tenuto quel comportamento così aggressivo non è nemmeno oggi stato del tutto chiarito. Non ancora 27enne, Diarra la notte prima dell'aggressione era stato incrociato anche da una pattuglia della polizia locale in evidente stato di alterazione. Successivamente aveva sfondato la vetrata della biglietteria della stazione prima di affrontare l'agente della polizia ferroviaria in quella tragica mattina di ottobre. E caos questa mattina in municipio a Cadoneghe, dove un giovane in stato di alterazione è arrivato a minacciare anche il sindaco. Urla, raffiche di calci e insegne, pali e fermate dell'autobus. Si è scatenato il caos a Cadoneghe, dove un giovane in un evidente stato alterato è andato su tutte le furie, prendendosela anche con il sindaco Marco Schiesaro, intervenuto per placare la situazione. Gli ho urlato: stai calmo, non ti agitare, stai calmo. Lui appena ha sentito la mia voce si è girato verso di me e con una furia proprio mi è corso addosso, al che io ho detto: stai fermo, non ti avvicinare, e lui più dicevo questo più si gonfiava praticamente e arrivava verso l'ufficio, ero in ufficio tecnico, mi barrico dentro, chiudo a doppia mandata la porta, da calci e pugni al vetro e tirava la porta. Veramente è stato veramente un momento molto complesso, eravamo barricati dentro, ho preso per i vestiti delle persone che erano davanti alla porta e le ho trascinate dentro. Una signora stava per sentire male, l'ho fatta sedere lì, che passava di là per caso, un altro signore passava di là per caso e li ho trascinati dentro. Immediata la chiamata ai carabinieri, che sono intervenuti prontamente fermando l'uomo, che nel frattempo si era spostato nell'atrio del municipio, continuando a sfogare tutta la sua rabbia senza alcun apparente motivo contro l'edificio.
E l'unica cosa che si poteva fare era chiamare i carabinieri in quel momento e mettere in sicurezza le persone. Avete sporto denuncia? Sono già d'accordo con i carabinieri, andrò a presentare denuncia per minacce, perché quando si è girato e ha visto il sindaco che la polizia ha detto perché parli così verso di lui, è il sindaco, non c'entra niente, tu sei il sindaco, io adesso ti ammazzo, appena ti vedo ti ammazzo, vengo a prenderti e ti ammazzo, appena esco ti ammazzo. Morti sul lavoro, la Procura di Rovigo ha aperto un'indagine sulla morte di Mirko Furlin, il 47enne di Monselice, precipitato da un silos mentre stava facendo dei lavori di manutenzione a San Martino di Venezia, in provincia di Rovigo. Il figlio, non so cosa possa essere capitato, era un operaio esperto, spero venga fatta giustizia. Anch'io speravo che magari ieri sera tornasse a casa, perché anche per dire il mio cane era lì che aspettava, giustamente ogni sera alle 6, 6:30 tornava e lo aspettavamo, ma non ha fatto il ritorno. È disorientato Alessandro Furlin. Suo padre Mirko è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 8 metri da un silos all'interno della cooperativa produttori di mais di San Martino di Venezia. Nella casa di Monselice, dove l'uomo viveva con la mamma, lo aspettavano ieri come tutte le sere, ma Mirko Furlin non vi farà più ritorno. Dipendente di una ditta di Piacenza d'Adige, con un compagno da qualche giorno stava eseguendo lavori di manutenzione nell'azienda. Era un operaio esperto, racconta il figlio. È sempre stato un lavoratore, ha sempre lavorato bene, sapeva il suo, era intelligente, niente da dire. Mi sembra strano che sia finito tutto così, d'improvviso. Mi sembra strano. Mi metteva su le grondaie e penso che ormai era il suo lavoro, ma non so cosa sia successo ieri, però è caduto, è scivolato, ha sbattuto la testa, si vede che o le imbragature non hanno tenuto bene o le corde, da quello che so, si è sfilata. Cosa sia accaduto intorno alle 14:30 di martedì 4 novembre lo stabilirà l'inchiesta aperta dalla Procura di Rovigo. Sul corpo del 47enne sarà eseguita l'autopsia che dovrà dare alcune prime risposte. Nel frattempo l'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. Una scia di dolore che sembra inarrestabile in Polesine. Era il 27 ottobre, una settimana fa, quando a perdere la vita schiacciato da un macchinario nell'azienda dove lavorava Rosolina è stato Luca Domenicale, 29 anni, di Taglio di Po. Per la sua morte sono indagate 3 persone, morti bianche in crescita nell'ultimo anno. Se nel 2024, da gennaio a settembre, i morti sul lavoro sono stati 53, nello stesso periodo di quest'anno sono saliti a 87, donne e uomini che non faranno più ritorno dalle loro famiglie. Da qui la richiesta di un tavolo permanente fatta dai sindacati. Oltre che a un rapporto costante con le istituzioni, soprattutto con lo Spisa, ma non solo, insomma anche con le autorità giudiziarie, ci sia anche la volontà attraverso le controparti anche di cominciare ad investire sul lavoro di qualità, ripeto. O noi combattiamo la precarietà oppure questa scia di morte non terminerà mai. Resta in gravi condizioni la 17enne che ieri pomeriggio si è introdotta con un altro minorenne nell'ex scuola sommergibilisti all'Arsenale di Venezia, precipitando per 6 metri dal primo piano per il cedimento del pavimento della struttura diroccata. Un'apertura nella siepe, l'accesso semplice allo stabile abbandonato, un tempo sede della scuola sommergibilisti a 2 passi dalla fermata bacini dell'Arsenale e appena prima degli uffici di monitoraggio del Mose. Un piccolo gradino e si entra nella caserma fatiscente dove la 17enne è precipitata per 6 metri a causa del cedimento di un solaio del primo piano. Si trovava insieme ad un altro minorenne che ha dato l'allarme subito dopo la caduta della ragazza. I 2 erano entrati intorno alle 5 del pomeriggio per perlustrare le rovine della caserma. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe caduta sul vano delle scale, riportando diverse fratture di seria entità. Attualmente la giovane resta ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo. I rilievi della polizia all'indomani della caduta, tra calcinacci, cumuli di rifiuti, bottiglie e lattine di alcol vuote, ma soprattutto resti di siringhe, garze impregnate di sangue.
I residenti vicini alla zona denunciano la frequentazione da parte di ragazzini e soprattutto tossicodipendenti. L'incidente che ha coinvolto la giovane ragazza ha riacceso l'attenzione su questo buco nero della città. Gli effetti e i rischi del cambiamento climatico sulle coltivazioni illustrati dal centro sperimentazione Irrigua voluto dalla Regione. La raccolta della barbabietola si è visto che c'era un calo di produzione di quasi il 70%. Questa immagine racconta meglio di ogni parola cosa significhi cambiamento climatico. A sinistra barbabietole coltivate con il clima attuale, a destra con 2 gradi centigradi in più. Stessa cosa con le patate, che come le bietole sono state coltivate sullo stesso terreno a parità di esposizione solare e irrigazione. Risultati di un test sul clima e agricoltura presentati dalla responsabile del centro di sperimentazione Irrigua ai consorzi di bonifica del Veneto nell'incontro organizzato nella sede di Cologna Veneta del LEB, che raggruppa gli enti Lessigno, Berico e Euganeo. È un allarme importantissimo, avere un dato visivo e pesato a fine stagione ha un effetto anche sulla consapevolezza dei nostri suoli. Suolo veneto sempre più povero di sostanza organica. Le nostre pianure tendenzialmente hanno meno del 2% di carbonio organico per conformazione, ce n'è di più magari sulla montagna o nei territori collinari. Quello che la pianta dovrebbe avere per avere un ottimum produttivo senza bisogno di aiuti siamo sul 15-20%. Sostanza organica che trattiene l'acqua, assorbendo e non dilavando piogge improvvise e molto intense, ma anche diventare riserva strategica in caso di siccità prolungata. Se dovessimo usare un bilancino, un 1% in più sono 250 metri cubi d'acqua. Ora è un numero che in annate favorevoli magari è molto poco, però in annate siccitose come il 2022 o un altro risultano nel fatto che si possa fare agricoltura o meno su determinati territori. Dati nelle mani dei consorzi di bonifica per la gestione oculata delle acque con un obiettivo ben preciso. Aiutano i consorzi nella gestione del territorio sia per quanto riguarda la manutenzione sia per quanto riguarda la programmazione e progettazione di nuove opere. L'appello costante e continuo alle risorse. Siamo in una fase di rinnovo regionale e quello che ci aspettiamo dal futuro governo di questa regione è che ci siano più risorse adeguate per i consorzi di bonifica per intervenire appunto sul territorio, che è un territorio, ricordiamolo, fragile, non solo dovuto al cambiamento climatico ma proprio alla conformazione della nostra straordinaria regione. Sono circa 1500 i pazienti rimasti senza medico di base ad Est e l'ULSS 6 risponde dopo le polemiche dei cittadini. Dopo le lamentele dei circa 1500 pazienti rimasti senza medico di base nel quartiere Meggiaro ad Est è arrivata la risposta dell'ULSS 6. L'azienda sanitaria ha spiegato di essersi subito messa in moto ancor prima che il professionista di riferimento della zona andasse in pensione, attivando ad esempio la continuità assistenziale diurna in un container, sistemazione non adatta secondo molti cittadini. Si tratta di una soluzione estremamente temporanea perché è legata a dei lavori di ristrutturazione della Casa della Comunità di Este, che è fortemente voluta e necessaria in quella zona, che per forza di cose, sa meglio di me, deve essere conclusa entro giugno 2026, ma dirò di più entro marzo 2026. Quindi si tratta di una soluzione temporanea, ma è una soluzione comunque adattata in tutto e per tutto alle esigenze per cui per i locali adeguati, la sala d'attesa, l'ampio parcheggio, cioè c'è tutto in quella struttura. Chiaro, è una struttura temporanea. Una soluzione provvisoria che secondo la dottoressa soddisfa comunque tutte le necessità dei pazienti. Non è un servizio di serie B, perché sono medici di medicina generale, sono medici di ruolo unico, a quota oraria o a ciclo di scelta. Quindi in realtà sono medici a tutti gli effetti, con un alto livello di preparazione e di professionalità, e sono medici che sono stati messi in campo per coprire un fabbisogno orario che va ben oltre quello dell'attività ambulatoriale, perché parliamo di oltre 80 ore settimanali. Non c'è ancora un nome o una data certa sull'assunzione del nuovo medico di base. Quel che è certo è che l'azienda è al lavoro per trovare una soluzione. Tutte le misure mosse per continuare la ricerca di un medico provvisorio che voglia stabilirsi lì e prendere le scelte di del medico che è andato in pensione, queste sono cose che continuano
ciclicamente, cioè non è che adesso abbiamo aperto la continuità assistenziale diurna e rimane così. Tutte le manovre fatte, tutte le procedure messe in atto per la ricerca di un provvisorio continuano, così come a febbraio Azienda Zero, la Regione ci chiederà di bandire nuovamente le zone carenti e rimettere le zone carenti, cosa che viene fatta annualmente. Ed ora una notizia che ci riguarda da vicino. Dopo oltre 28 anni di servizio va in pensione una delle figure storiche di Media Nord-Est, il nostro collega Fabio Verin. 30 anni di passione e impegno che resteranno nella nostra storia. Con queste parole Media Nord-Est saluta e ringrazia Fabio Verin, colonna portante dell'azienda, capotecnico della sede di Bassano del Grappa che ha raggiunto l'età pensionabile. Un collega che lascia un'impronta indelebile, che ha lavorato sempre con passione e grande professionalità, attivo e disponibile in ogni momento, in regia o alle centraline di montaggio o in esterna con l'inseparabile telecamera per documentare eventi o fatti di cronaca con occhio attento e competenza decennale. Arrivato a Bassano TV nel 1997 al momento della fondazione, è rimasto sempre al servizio dell'azienda, contribuendo alla crescita del gruppo. Questa mattina il saluto dell'editore Filippo Iannakopoulos e dell'ingegnere Giovanni Iannakopoulos, del sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco e di tanti colleghi. La vera anima di Bassano TV, Rete Veneta, se vogliamo, è sempre stato Fabio, che ha l'anzianità penso più lunga di tutti, sei l'assunto numero uno. Per cui oggi siamo qua a ringraziare Fabio per tutti gli anni di lavoro, è il primo pensionato di questa azienda. È stata una continua crescita e spero che questa crescita continui, ma sicuramente continuerà per tutti i guardi e ringrazio tutti perché da solo non si fa niente. Fabio Verin ha sicuramente scritto un pezzo di storia del nostro gruppo. Ora per lui inizia una nuova fase della vita tra tempo libero e passioni, a partire dall'amata montagna. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro Meteo. Arrivederci.